una giornata e sole, un'aria serena dopo una tempesta, quell'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa, una giornata e sole, ma tu sole, più bello in me. Oh sole mio, sta in fronte a te. Oh sole mio, sta in fronte a te, sta in fronte a te. Signore e signori, buonasera a tutti e benvenuti alla quinta edizione della Crociera della Musica Napoletana. Io mi presento, ma penso che sia superfluo perché ormai da 5 anni mi sono portato su tutte le navi della MSC Crociere. Ieri siamo partiti da Napoli con la MSC Orchestra per la quinta edizione della Crociera della Musica Napoletana. Tutto benissimo, abbiamo avuto una bella partenza, presentazione di tutti gli artisti, di tutti gli ospiti sempre qui nello Shaker Lounge, dove si terranno tutti gli incontri musicali, tranne l'ultimo con Salla che si terrà nel Common Garden della nave. Quindi abbiamo avuto il saluto del comandante, dell'hotel manager che ci hanno salutato, tutto è partito benissimo. Adesso siamo in partenza da Livorno per Villafranca, quindi stasera avremo il primo incontro musicale. Sto parlando dell'ensemble Napoli Antica, quindi l'appuntamento è sempre qui, tutte le sere alle 22:45 e stasera vi aspetto tutti quanti numerosi. Napoli è un solo amaro, Napoli è... Il gruppo Napoli Antica trae proprio la sua forza dall'ensemble, dall'affiatamento, dal gruppo, dall'essere gruppo. È nato circa 10 anni fa, il nome la dice lunga su quello che è l'obiettivo.
cerchiamo di mantenere alta l'attenzione su questo fenomeno culturale che è la canzone classica napoletana, un fenomeno veramente che il mondo ci invidia, e facciamo questo da circa 10 anni. Ovviamente essere in gruppo ci consente di dare degli arrangiamenti sicuramente efficaci, anche se siamo estremamente rispettosi di quello che è lo spirito dei compositori, gli autori di questi grandi classici della melodia napoletana. Una bella presenza, una bella voce femminile. La voce femminile Nadia Pepe, che ovviamente insieme con me, insieme con tutto il gruppo, dà un enorme contributo sia sotto l'aspetto vocale, sia sotto l'aspetto anche della danza, è molto brava, e quindi ovviamente riusciamo a creare un'amalgama, un affiatamento, un insieme che rende efficace appunto Napoli Antica. Il nostro repertorio spazia dalle aree del Seicento fino alle grandi melodie delle prime decadi del Novecento, e quindi ovviamente tocchiamo i grandi autori della musica classica napoletana, da Di Giacomo a Libero Bovio, Murolo, Mario, Vincenzo Russo e così via. Diciamo che la nostra caratteristica è quella di rendere riconoscibili i brani in modo che il pubblico possa partecipare sia con il canto sia eventualmente portando il ritmo con le mani, perché per noi il metro del successo di un'esibizione è proprio il fatto che il pubblico possa partecipare. Molto spesso li coinvolgiamo, li chiamiamo a cantare con noi e questo sta accadendo quotidianamente su questa crociera. Siamo molto felici di essere a bordo.
si fatta una veste scollata. Quest'anno, come ogni anno, facciamo sempre dei buoni progressi. Spero che per la sesta sia un nuovissimo itinerario e soprattutto un nuovo impegno sempre da parte della Sculpit Tower per far felice il pubblico, soprattutto, che è l'unica cosa che a noi ci dà soddisfazione, perché poi ci segue di anno in anno e quindi ovviamente viene messo tutto in risalto agli sforzi e lavori che noi e i nostri collaboratori facciamo per la realizzazione della quinta, la sesta, la settima, l'ottava, la 10ª crociera della musica napoletana. T'aggio voluto bene a te. Anche il caffè sulla MSC Orchestra è veramente favoloso. Siamo praticamente a casa nostra. Nave eccezionale, il caffè buonissimo, quindi le cose principali della nostra città le abbiamo tutte quante qui con noi. Abbiamo visitato la Costa Azzurra, Monte Carlo, bellissima giornata, serata favolosa a bordo della nave con l'ensemble Napoli Antica, coinvolgimento generale, perché durante lo spettacolo con i Napoli Antica si è visto un coinvolgimento di tutto lo Shaker Lounge che cantavano e ballavano le canzoni napoletane. Adesso partiamo per Valencia, quindi lasciamo la Francia, andiamo in Spagna e stasera ci aspetta il concerto del Gianni Aversano, il nostro cantante macchiettista che inscena tutte le canzoni umoristiche napoletane. Vi aspettiamo stasera per un altro bellissimo concerto in compagnia di Gianni Aversano. È stata la prima volta che ho eseguito uno spettacolo tutto di macchiette ed è funzionato. Di solito le metto alla fine degli spettacoli, che cominciano pure con un repertorio della tradizione religiosa, classica, e questa è una bella rottura perché da una nuova lo spettacolo si riapre, riprende e quindi sono molto efficaci, ma efficaci sono state anche così solo macchiette in un'oretta bella stretta. Fatemi contenta me, fatemi guardare, fatemi abbitare, fatemi contenta me. Io che credo per anziché sporgenza, a me guarda so per un'uremanza. Onna Filomè, fatemi contenta me. Io so che ti piace l'organetto, me l'ho comprato, io saccio già sbaglio. Così quando la sera andate a letto, io a mezza strada sono a butterfly. E tocca mia non mi fa contenta niente, proprio a niente, e che pietà. Io dico, se non tieni uno strumento, trova una amica da può prestare. Ma che rosa, ma che ciglia, ma che mazzo, le rose, Onna Filomè, fatemi contenta me, fatemi guardare, fatemi abbitare, fatemi contenta me. La vostra pelle non è moscia fascia, è liscia come il pelo dell'uscio. Onna Filomè, datemi l'uscia a me. L'amore o il dolore vengono spontanei, no? come capacità di interpretazione, perché lo viviamo tutti. Invece riuscire a far ridere non è così immediato, perché devi far sottolineare la battuta, non tutti magari colgono, mentre il sentimento, già basta un accordo, il sentimento di tristezza o di felicità è immediato. Invece tu devi aggiungere alla canzone un tempo, una faccia, delle parole marcate, degli ammiccamenti, cioè deve essere. E quindi quando le prepari c'è bisogno di una mente che ci riflette, non è che vengono così. È preparata sì, alle dinamiche per farle recepire le canzoni. Maestro, questi sono un po' apprensivi. E allora facciamo una cosa, moscia come se stessimo dopo a loro, senza forza di gravidanza.
queste gravità. E tu vita bella. Mi piace coscio appoggiato. E tu vita sei spalla. E poi dici che vinto quando la passa bella, bella, bella. Poi nelle macchiette va coinvolto, altrimenti resta, come il professore poi ci ha detto, questa quarta parete. E invece, pensando al repertorio di macchiette, il café chantant, il cantante proprio girava tra i tavolini, e io così ho provato a fare, ad avvicinarmi, perché una cosa è dire a una signora, scusate, e rivolgersi a una signora è simpaticissimo, che invece renderlo astratto. Invece le macchiette sono proprio carnali, hanno bisogno proprio di un contatto, e molte volte proprio nei caffè chantant succedevano delle situazioni un po' imbarazzanti, perché magari un marito vicino se la prendeva un poco, e quindi sì, è pure invitare il pubblico, come quella famosissima di Allora, dove senza il pubblico non si può andare avanti, no? E allora dissi io, vediamo, io mi sono devonato, fai bagni qua centissimo, vorrei vedere Frisio, se vuole io l'accompagno, e s'ammonta signora. E allora va concentrano, carico tra voi, la gente ci vuole andare insieme, sì, io scendo, e prenotai i taxi a piccoli da loro, e a Frisio ci vietto, soltanto la signora. E allora rido taxi, ma comincio a danzare, ma le compagnie mi disse, vediamo prima Frisio, mangiamo di buono, io sono per Vesuvio, lei mi accompagna allora. È come fare un centro culturale sul mare, viaggiante, un centro culturale che di solito si svolge non ogni giorno, invece qui è tutto condensato. No, immaginiamoci una cosa del genere come fatta in un mese, dove con 4 concerti e 4 approfondimenti abbiamo fatto la stessa cosa sulla nave. Questo può puzzare a qualcuno, sembra una cosa borghese, invece no, è stato proprio popolare, è stato proprio bello, perché pure per gli artisti è stata leggera, no? Perché c'era pure il premio del fatto che oltre al lavoro, che era un bello lavoro, di poi stare nei bei posti, mangiare, riposare, guardare le cose belle, anzi ispirano di più queste cose qui, perché poi la canzone napoletana parla di questo, parla, no, ha negli occhi, nel cuore queste cose che noi stiamo vedendo, e quindi è una fonte ancora più di concentrazione, mentre guardo mare fai la ripetizione delle canzoni. Sai colore due luzzi, Casimore, ogni cosa e E il povero Salerno, quando è salito su, correte la salascia, non trova niente in più, e restano a suo carico la moglie e la mamma, e 3 bambini piccoli che sono andati a mangiare, e che se so che femmine c'è poca pazzia, in giro il veloce, lo sanno a favore, io torno per questo. Io sottolineerei ancora quest'altro momento, però dammi c'è da bacca. Io do un consiglio ai giovani. Chi stai bacca? Quando stanno a sposare, faccio il saluto a vero e niente a guardare.
quinta crociera della musica napoletana, ci troviamo a bordo di MSC Orchestra, siamo qui con i nostri ospiti e adesso andiamo un po' a domandare cosa ne pensano della nostra crociera. Quest'anno è la seconda volta che faccio questa crociera, mi trovo benissimo perché è un'iniziativa che il Francesco Spinosa deve credere e deve portarla avanti e io sono d'accordo con lui perché penso che la canzone napoletana non deve essere mai messa da parte e deve essere sentita anche dagli altri, cioè dagli americani, dagli inglesi, dai francesi, quindi è un'iniziativa che io dico a Francesco Spinosa vai avanti e continua così. È un'iniziativa che io sto seguendo già da 3 anni, molto bella, io amo la musica napoletana e devo fare i complimenti alla Scoop Travel perché è veramente artefice di questa crociera e fa in modo che tutti quanti possano ammirare la canzone napoletana. Penso sia una bella iniziativa, penso che coinvolga, insomma, sia un modo per coinvolgere delle persone e portare la musica anche oltreoceano, al di fuori, insomma, di Napoli e di farci conoscere anche da persone che non conoscono appunto la canzone napoletana e che abitano in tutt'altra zona. La crociera è sempre un progetto che coinvolge tutti noi all'interno dell'agenzia, un progetto per cui ci lavoriamo per un anno intero, ognuno di noi ha un ruolo ben definito all'interno dell'agenzia. È un lavoro sì faticoso, però comunque appassionante. Ora per esempio che siamo arrivati alla fine ci troviamo comunque gratificati da tutto ciò che abbiamo combinato. Adesso ci riposeremo un po' e poi, come detto, cominceremo già a lavorare per la prossima edizione dove insomma attraverso i social network comunicheremo un po' tutto il work in progress fino ad arrivare poi alla definizione del tutto per la nuova edizione. Pulcinella del maestro Curlo Gaglione. Ecco qua, ricordo il cuore della crociera della musica napoletana. Io sto realizzando un dipinto che ha come titolo A Serenate di Folocionello. Diciamo è un tipo di pittura non proprio adatto all'estemporanea perché ovviamente occorrono molti giorni per poter realizzare un dipinto del genere, però ovviamente il risultato poi sarà senz'altro più preciso. Ovviamente la passione per l'arte è classica, perché io sono un pittore classico e di conseguenza anche la canzone che preferisco è quella classica napoletana, ovviamente, avendo forti radici napoletane e per l'esattezza posilippine. Lavoro da circa una decina d'anni nel campo delle arti visive contemporanee, nonostante abbia degli studi che non hanno a che fare con l'arte, e mi trovo qui proprio grazie all'invito di Francesco Spinosa, per portare alcune delle mie opere riferite però alla parte napoletana. Infatti si chiama, diciamo, la serie Oro di Napoli, in quanto io lavoro più nel campo delle installazioni, che però nel caso di una crociera sulla musica napoletana mi sembrava l'ideale portare in questo caso un quadro che rappresenta Sofia Loren, che è stata proprio la madrina di questa nave dell'MSC Orchestra. Quindi sono dei quadri un po' particolari, sono dei quadri che io realizzo con dei materiali che sono il sughero e il cemento, e molti mi chiedono perché il sughero. A me piace sottolineare l'utilizzo del sughero nei miei quadri, perché il sughero per me è un materiale molto tradizionale dell'arte napoletana, perché viene usata nel campo dei presepi, quindi un campo artistico napoletano, e quindi a me è piaciuto utilizzare questo materiale e reinterpretarlo in una chiave contemporanea. I prossimi impegni sono Los Angeles, che è stata inaugurata proprio ieri una mostra, e dopodiché quest'inverno invece ci sarà un'importante personale a Milano.
attraversando Valencia e siamo in direzione Ibiza. Prima di scendere a Ibiza avremo una serata di canzoni classiche napoletane con Antonio Siano e i suoi ragazzi, con Salvatore e Andrea. Dopo lo spettacolo tutti quanti a luna andremo nei baretti nel porto di Ibiza per trascorrere una folle notte spagnola. Bella esperienza, un'esperienza umana oltre che professionale, perché sai, stando sulla nave tu in un modo o nell'altro ti incontri con le persone, quindi interagisci con il pubblico, stai a contatto con loro, ti chiedono tante cose, diciamo che la distanza tra l'artista e si accorcia. Sì, e il pubblico praticamente si restringe, perché stiamo a contatto tutta la giornata, viviamo insieme sulla nave e devo dire la verità, questa è la prima esperienza che io faccio in una crociera ed è una cosa molto bella, mi è piaciuta, insomma anche ai miei figli sono stati benissimo. Vuoi darti la caschietta stasera? Abbiamo un po' percorso il repertorio classico napoletano, quindi partendo con brani meno conosciuti, un po' più antichi, fino ad arrivare poi a canzoni più conosciute, dove la gente ha cantato insieme a noi, si è divertita. Abbiamo passato una serata veramente molto bella. Che faceva su due l'era danata, Maria Maria, i sono sempre prima innamorati, Maria Maria, così da me.
Antonio, lo voglio dire al pubblico, è accompagnato da due bravi professionisti, ma soprattutto la cosa bella è che è accompagnato dai suoi due figlioli che sono anche giovanissimi e che adesso tra breve insomma finiranno gli studi al conservatorio. Sì, entrambi studiano al Conservatorio di Napoli, il più grande Salvatore studia il mandolino, l'anno prossimo si diploma e l'altro, il più piccolino, Andrea, studia sax con il maestro Pace, frequenta il 4º anno, quindi entrambi si dedicano alla musica, studiano e mi auguro che possano avere un futuro, come si dice, radioso, splendente, radioso. Sono venuto proprio per questa musica napoletana. Questo è il 3° anno che vengo, è una cosa bella. Per noi, prima di tutto, essere arrivati ad alti livelli, essendo partiti timidamente, siamo arrivati a grandi livelli, anzi ci auguriamo di fare sempre dei passi avanti. È stata una settimana piena, ricchissima di emozioni, abbiamo avuto il piacere di conoscere nuovi amici ed è sempre bello perché alla fine ci ritroviamo ad essere tutti quanti una grande famiglia e ci auguriamo di farlo anche l'anno prossimo, nel 2013, con la 6ª edizione. Sicuramente. Perché già da lunedì incominceremo a lavorarci sopra. Grande notte, grande mattinata, io penso che adesso devo andare un po' a riposare perché sto un po' stancuccio. Prima però vi devo annunciare il concerto di stasera di Francesca Marini, che sarà il 4º concerto che terremo qui allo Shaker Lounge, prima del concerto finale poi che terremo con Sal Da Vinci al Covent Garden. Io
è da tanto tempo che ho deciso di intraprendere la strada della canzone, della cultura napoletana, e mi accorgo che c'è sempre da imparare, perché questo repertorio ci ha reso famosi in tutto il mondo, quindi è veramente una grande responsabilità per noi artisti cantare. Non è che tu canti la canzoncina, a volte veramente io sento il peso, perché magari cercare di non sbagliare le parole, perché gli autori hanno scritto delle cose ben precise. Claudio Mattone, per esempio, quando ho collaborato con lui, mi ricordo che io, come quasi tutti gli artisti giovani, tendono un po' a personalizzare le canzoni, no? A fare qualche variazione. E Claudio mi disse: Francesca, ti voglio dare un consiglio, che è una persona veramente stupenda, non fa pesare il personaggio che mi disse: queste canzoni sono così belle che non hanno bisogno di altri abbellimenti. Sei stato con me e tu col capriccio, tu ti hai distrutto in me. Che deve fatto a me la pena, tu si la mala pena, chi sporchi e fatti piangere, lacrime fantasma. Se tu vergine amica, Mendussa catellana, non posso più cantare. Femmina, si tosce come zucchero, però sta faccia d'angelo ti serve per cantare. Oggi bella storia, non ti posso scurta, femmina, tu sia più bella femmina. Oggi bella storia, non ti posso Due emittenti mi hanno dato l'opportunità di farmi conoscere dal pubblico, dopodiché feci un provino con Tonino Esposito, con Pianto Maestro, per Napoli cantata d'amore con Marisa Laurito, cioè Novecento napoletano. E questo è stato un po' il mio battesimo teatrale, perché lì ho collaborato con grandi artisti come la Laurito, Andy Luotto. Ero, si può dire, artisticamente in fasce, quindi ritrovarmi su un palco con questi nomi per me è stato un bel battesimo. E da lì poi ho cominciato a frequentare il teatro, mi sono innamorata del teatro. Chi voglia bene, ma felice, forse sta ostinata e scritta, ma io penso che dritta di felice, non sa come manno Nel 2003 poi ho conosciuto uno degli esponenti della cultura napoletana, del teatro, che è uno dei più grandi esponenti, che è Peppe Barra. Con Peppe ho collaborato nella Cantata dei Pastori, che è un pezzo della nostra storia popolare, ma la cosa più bella, il regalo più bello che mi ha fatto Peppe è quello che l'anno scorso lui ha inciso un disco. E Peppe fino a quel momento come donna aveva duettato solo con la mamma.
e mi ha voluto nel suo disco, in una sua canzone, Natuzzo Lellepana, e ha voluto che io duettassi con lui. Per me questo è stato un sogno che si è avverato, perché io ricordo che andavo a vedere gli spettacoli di Peppe Barra e dicevo al mio manager, guarda Roberto, chissà come sarebbe bello un giorno poter calcare il palco insieme ad un personaggio simile. Forse Dio mi ha ascoltato e ha voluto esaudire questo mio desiderio. Per me Mattone è un mito, come per quasi tutti i cantanti napoletani. Mi disse che mi aveva seguito in questi 5 anni. Ha seguito il tuo percorso e quindi poi ti ha richiamato perché doveva fare lo spettacolo con Sal Da Vinci, Anime Napoletane, e io ho fatto la guest insieme a Sal Da Vinci, cioè Sal era lo spettacolo di Sal e io ero guest insieme ai Neri per Caso. Sì. È nata una bella amicizia anche con i Neri per Caso, sono grandi, e poi mi ha prodotto questo disco. E a differenza di Sal, che sai, il disco di Mattone di Sal è molto più rock, rispecchia l'anima di Sal, l'anima soul di Sal Da Vinci, il mio invece è stato classico. Abbiamo fatto proprio una ricerca a dare proprio all'origine delle canzoni. È una crociera bellissima soprattutto, e poi comunque la canzone napoletana è famosa in tutto il mondo, non solo a Napoli, e infatti siamo stati in Spagna e ballavano tutte le canzoni napoletane. Un'iniziativa molto carina e soprattutto un'idea molto positiva, perché comunque portare la musica napoletana oltre la sua città, nonché sia già conosciuta in tutto il mondo. Sarà molto bella e molto divertente. Ciao Napoli Live! Quest'anno ho pensato di scandire queste nostre conversazioni, così le ho chiamate, perché per chi è nuovo ci terrei molto a sottolineare che poi non è un incontro accademico, ma è un po' una conversazione, una chiacchierata tra amici in un salotto, tra un caffè e l'altro.
la canzone napoletana, che è quella che maggiormente noi condividiamo in questo percorso, è parte integrante di un insieme più grande che è la musica napoletana. I brani di tradizione popolare noi li troviamo in molti contesti, li troviamo cantati in maniera più lenta, più veloce, con andamenti più vivaci, perché sono brani che tutti quanti fanno propri. Allora, vi proviamo adesso ad ascoltare Michele Ma, da gruppo diciamo Napoli Antica, che è molto vicino ai cani, per esempio da quelli di canto popolare, diciamo tutte quelle esperienze musicali che attingono molto di più alla musica popolare. Quando volete. Il tema di oggi è il tema della cosiddetta canzone drammatica, cioè una canzone teatrale, di cui vedremo meglio dopo, che racconta i conflitti, le difficoltà. La canzone drammatica tutti conoscete, che è Battaglia. C'è data per guaglione ma la vita e indosso cosa sai e sta serenata mi sono innamorata Margherita la femmina più bella rambrascata l'ha già portato capo concertino ospizia mi fa sentire cantare ma c'è bevuto un bicchiere di vino perché stanotte voglio indossare c'è data guagliona e malavita. Riprendiamo questo viaggio con una figura abbastanza speciale perché è una figura che è a metà strada fra il teatro e la canzone. Non a caso ho chiamato questo incontro il canto scenico. Abbiamo visto che alcune canzoni nascevano per essere soltanto cantate, quindi pensiamo alle canzoni di Giacomo, di D'Annunzio, cioè altre canzoni sono nate quasi immediatamente per avere una destinazione teatrale, quindi per far sì che la loro reale rappresentazione avvenisse attraverso la rappresentazione in scena. Iliani è tra queste figure, secondo me, tra quelle più significative. Ma fanno ridere certi persone quando mi dicono senza per te io faccio amore vocale guaglione e spenga l'ira ma fa combattere sto sotto reppa che fischia destino ma c'è chi paga perciò la safata il martello guaglione vicino che mi fa rispettare chi sta in peccato a datene innamorata che appena non mi succede santa sapere appiccicare ma ci remazzata ma la più bella stranata a nulla da
questo rapporto fra teatro e canzone è un rapporto abbastanza stretto. Oggi concludiamo quindi questo percorso con un aspetto che è un aspetto abbastanza forte della teatralità e che è appunto quello della macchietta del genere comico. E nel partire ti portasti, bella, l'anima mia è un orologio d'oro, si l'è imbignata, manda una cartella, che vuoi tenerla sempre sul mio cuore, Cosima, sono ammalato d'asima, Cosima, ma vivrò ottimisima. Ritornerà la Cosima, io bacerò la Cosima e fra le angosce morirò. Oh, sì. Succede è quella che si vede, non si crede, non si crede. Era una creatura nera nera e a mamma chiama gira, sì signore chiama gira. Adesso siamo arrivati a Tunisi, giù c'è tutta l'accoglienza che ci hanno preparato gli amici di Tunisi e quindi veramente è una cosa particolarissima, cioè se non la vivi non la puoi raccontare. Sicuramente stasera sarà un grande successo, vi voglio dire che abbiamo un po' di problemi perché abbiamo un teatro di 1300 posti e tutta la nave vorrebbe assistere allo spettacolo di Sal questa sera, quindi dovremmo, adesso col comando della nave stiamo decidendo un attimino le modalità di ingresso al teatro di questa sera. Se non guardavo, Questa settimana è stata veramente una bella settimana, piena di lavoro però bella, piena di soddisfazione. Intensa, però è stata una settimana fantastica, siamo diventati tutti una grande famiglia anche con gli ospiti, con i passeggeri a bordo, lo staff tecnico penso che è stato davvero d'eccellenza, i cantanti sono bravissimi, soprattutto hanno un'umiltà che secondo me è fondamentale in questo mestiere, ci sono sempre venuti vicino, incontro e quindi abbiamo lavorato davvero bene. Sal è una talpa di palcoscenico. Una talpa? Lui nasce a 4 anni con me, ha fatto tutti i miei spettacoli di sceneggiata e poi ha fatto 3 film, uno lui l'ha fatto con Carlo Verdone, Alberto Sordi e tanti altri bravi. Che cosa ti posso dire? Sal è felicissimo, è euforico perché queste sono nuove esperienze, perché poi parlare della crociera, si parla della musica napolitana. La canzone napoletana è la canzone che esprime i sentimenti, l'amore, la fantasia, i sogni. Quanti amori sono nati attraverso questa musica e quanti amori nasceranno su questa crociera?
ballerino, attore di cinema, attore di teatro, sa cantare, sa ballare, insomma a Napoli che diciamo se ne pisa misura e qualità. Signori, questi tre aggettivi attualmente possiamo solo definire un'unica artista. No, sta ondeggiando. Noi siamo noi siamo a prua. E si abballa prima di cantare e di suonare, si abballa un po'. Mentre suoniamo si balla pure. Quindi ballando noi balla anche la nave. Ballando sotto le stelle. Certo, perché inizieremo proprio con il mercante di stelle. Dove? Ballando sotto le stelle. E sto parlando esattamente di Sal Da Vinci. Stasera credo che ci sarà l'esploit finale con Sal Da Vinci, che è uno dei migliori cantanti della musica napoletana. Torni con le tue lettere, il lotte dentro me, batte contro le sempre questa lo sapete. Non conosco più una figlia no, esiste nascondiglio, dove no, dove no. A me piace Sal Da Vinci, ha una bellissima voce. Io amo Sal Da Vinci, sì.
cantanti napoletani, poi comunque cantanti ormai internazionali che conoscono ormai dappertutto. Ma c'è così. Salta Vinci sono andate, figuratevi, perfino a Diana, al Vomero. C'è uno sguardo nel fondo del cuore, nelle carezze forti lasciati da me, nei tuoi sorrisi improvvisati, dentro i tuoi baci mai perduti, tutto quello che parla di te. Non è possibile, ma per vivere bisogna amare chi è dentro È stata un'esperienza bellissima, nonostante io sono una crocerista, ma questa è stata veramente emozionante per l'organizzazione e perché c'era Salda Vinci.
Dopo il concerto di Salla che ha visto un tutto esaurito a teatro e poi c'è stato tutto il comando della nave che ci ha onorato della sua presenza e poi è stato bello vedere nella parte della galleria tutti i ragazzi che lavorano qui sulla MSC Orchestra fare la ola per lo spettacolo di Sal Da Vinci. Spettacolo tutto privato per noi, è stato veramente bellissimo. Siamo arrivati in quest'altra bellissima città del Mediterraneo e dopo aver assaggiato tutti i prodotti tipici locali, adesso dobbiamo scendere. Il cannolo alla siciliana è immancabile. Gente magnifica.
la gente, elegante e potente, ma sta gente che fa? Gente che